Avvocato, lei chiaramente rappresenta il Partito Democratico di Porto Empedocle. Un altro aspetto a cui voi avete puntato il dito è stata la rinuncia da parte del Comune di Porto Empedocle alla partecipazione ai contratti di sviluppo. A quanto pare, ecco, voi dite che questo causerà un mancato impulso al turismo di Porto Empedocle. Ecco, per i tanti che magari non sono particolarmente informati, spieghiamo meglio la vicenda di questi patti di sviluppo, cosa comporta, cosa ha comportato. Noi abbiamo anche fatto recentemente un'intervista anche al dottore Cusumano, che diciamo, è stato che è il consulente, il consulente del patto. Ecco, un altro aspetto su cui voi siete stati particolarmente critici. E infatti io, avendo notizia di questo fatto, mi sono studiato un po' le carte e ho anche, come dire, mi sono anche relazionato con il dottore Cusumano. I contratti di sviluppo. Il governo centrale, premessa, prima, il Movimento 5 Stelle nella campagna elettorale fa una campagna elettorale dicendo che l'economia della città di Porto Empedocle doveva essere necessariamente un'economia a indirizzo turistico. Turistico, certo. Abbiamo parlato di passerelle che da Porto arrivano alla Scala dei Turchi, abbiamo parlato di verde, di una pianura, una sorta di pianura padana al posto della Italcementi, abbiamo sognato, però pareva che avevano un'idea di sviluppo. Si presenta l'opportunità dei contratti di sviluppo, che dette in parole elementari sono lo stanziamento di 1.250.000.000 da parte del governo centrale per progetti nel settore turistico. Aderire ai contratti di sviluppo sarebbe significato innanzitutto come prima conseguenza sì, che gli imprenditori che presentavano i progetti avrebbero avuto uno snellimento nella procedura di autorizzazione, perché è previsto dalla legge una conferenza dei servizi in cui ti autorizzano, ti danno la concessione edilizia sostanzialmente sui tuoi progetti. Così com'è invece l'imprenditore che presenta il progetto e qualcuno a Porto Empedocle l'ha presentato dovrà seguire il normale iter con i tempi burocratici del comune e del comune di Porto Empedocle per ottenere l'autorizzazione, la concessione edilizia. Contratto di sviluppo significava per i privati il finanziamento di progetti, significa il finanziamento dei progetti di cui al 50% a fondo perduto, 25% a tasso agevolatissimo e 25% da restituire. Per gli enti pubblici, comune, significava contributo al 100% al fondo perduto.